In riferimento alle recenti notizie riguardanti l'indisponibilità di microinfusori e dispositivi per il monitoraggio glicemico per i pazienti di diabete, la direzione strategica dell'ASP di Agrigento precisa oggi che da oggi l'assistenza è stata completamente ripristinata e tutte le tipologie di dispositivi sono nuovamente disponibili presso gli sportelli dei vari distretti sanitari. Il temporaneo ritardo, afferma l'ASP, registrato nelle scorse settimane non è stato determinato da una carenza strutturale dell'assistenza, ma dalla necessità di effettuare delle verifiche amministrative sulla piena trasparenza della gara di aggiudicazione relativa alla fornitura di dispositivi. Si è trattato di un passaggio tecnico indispensabile per garantire il corretto svolgimento delle procedure e la massima tutela dell'interesse pubblico. È importante, continua l'ASP nella sua precisazione, sottolineare come l'inconveniente ha riguardato esclusivamente una specifica tipologia di dispositivo, mentre le altre soluzioni terapeutiche sono rimaste disponibili e regolarmente distribuite. Completate le verifiche previste, la situazione è stata definitivamente normalizzata. Tutti i microinfusori, i sensori e le altre tecnologie per la gestione del diabete sono ora nuovamente accessibili ai pazienti attraverso i canali ordinari dei distretti sanitari senza limitazioni. L'ASP di Agrigento ribadisce pertanto il proprio impegno a garantire continuità assistenziale, massima attenzione alle esigenze delle persone diabetiche, assicurando allo stesso tempo il rispetto delle procedure amministrative e dei principi di trasparenza nella gestione delle forniture sanitarie. L'obiettivo, conclude l'ASP, resta quello di offrire ai pazienti strumenti terapeutici aggiornati, sicuri e disponibili con tempestività affinché possano gestire la patologia nelle migliori condizioni possibili.